Procedo dando la parola a Adriana Lotto, docente e ricercatrice, ha collaborato con l'Università di Milano nella sede di Feltre e poi di Venezia, collabora penso ancora con l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e l'Associazione Culturale Tina Merlin di Belluno. Tra le tante cose, insomma, hanno una notazione di carattere personale, insomma abbiamo collaborato insieme, abbiamo avuto un'esperienza di collaborazione con la rivista telematica DEP, Deportate Esuli Profughe dell'Università di Venezia. Ecco. Do la parola alla professoressa Adriana Lotto e ci presenta una relazione dal titolo Dalle proteste delle donne ai primi scioperi operai. Grazie. Bene, grazie a Matteo Ermacora. Chiedo scusa per la voce, ma sono alquanto raffreddata. Allora, quanto ci ha raccontato il professor Della Valle, ecco, può valere in parte anche per Venezia, ovvero per Porto Marghera, ma un anno dopo, esattamente un anno dopo, cioè dicembre del 43. E prima che cosa succede? A partire dal 41, quindi grosso modo, insomma, 8 o 9 mesi dopo lo scoppio della guerra, l'entrata in guerra dell'Italia, ecco, a Venezia e in terraferma si verificano manifestazioni spontanee, soprattutto di donne, che tra l'altro riprendono una prassi che si era verificata già nel corso della Prima Guerra Mondiale. E che cosa chiedono queste donne, ad esempio il 24 febbraio del 41, mentre protestano presso la prefettura di Venezia? Ecco, la mancata distribuzione di lardo e di grassi. A giugno un altro centinaio, sempre di donne, protesta per la mancanza di pane. A Chioggia, Mira, Spinea, quindi nella terraferma, si protesta per la mancata distribuzione di farina di grano turco. A Malcontenta abbiamo una prima manifestazione operaia, si tratta appunto dei lavoratori di un'industria di laterizi che sospendono il lavoro perché non è stato loro corrisposto il premio operosità. E così via a Carle, a Chirignago, a Mestre, a Portogruaro e poi ancora a Venezia, a Castello nel 42 si protesta per le riduzioni annonarie, mentre i camerieri dell'albergo Palazzo a Mare tentano una sospensione del lavoro per lo scarso dividendo del punto mancia. Tutte queste manifestazioni vengono disperse dalla polizia e il questore, nella relazione del 30 marzo del 42, io naturalmente mi baso la mia relazione molto sulla documentazione che ho reperito presso l'Archivio Centrale dello Stato. Dicevo, il questore, nella sua relazione del 30 marzo 42, annota però che la classe operaia più operosa si astiene da qualsiasi manifestazione, però ammette che, ad esempio, a Porto Marghera, alla Vetrocoche, cominciano a girare dei volantini che inneggiano lo sciopero bianco e sottolinea, denuncia insomma la presenza di un gruppetto di vecchi sovversivi, così li chiama, che verranno comunque tenuti costantemente sott'occhio. Preciso che l'unica, diciamo, cellula di sovversivi, come venivano chiamati dai vari questori o prefetti, in realtà di comunisti, era stata repressa già nel 41, nel luglio del 41, per aver fatto girare dei foglietti con un discorso del tutto inventato di Stalin e i membri appunto di questa cellula erano stati condannati con pene che variarono dagli 8 anni a un anno, insomma, di reclusione. Tutto questo comunque, cioè il fatto che le donne protestino, il fatto che nelle fabbriche girino dei volantini, ecco, non è sufficiente a smuovere, diciamo così, gli operai. Cosicché noi non possiamo parlare, anzi Cesco Chinello, che nell'85 si dichiarava possibilista, nel senso che scrisse è possibile che questi scioperi ci siano stati, ma è possibile anche che non ci siano stati perché non abbiamo in realtà documentazione.
Nel 2002, scrivendo sempre su Porto Marghera per l'Enciclopedia Treccani, conclude che a marzo del 43 a Marghera non c'è stato nessuno sciopero. Isabella Peretti però nel 72 aveva raccolto delle testimonianze da prendersi comunque veramente con le pinze. Testimonianze di operai che affermarono all'epoca che nel marzo appunto del 43 il 75% delle fabbriche aveva scioperato dalle 2 alle 6 ore, chiedendo appunto le 100 ore come subito, come anticipazione della 13ª mensilità, 2 giorni di ferie in più, un aumento mensile di 50 lire, un supplemento di pane e di viveri. Testimonianze però, ripeto, da prendersi con le pinze, perché si parla a un certo momento di entrata nella fabbrica di SS, no? Allora nel marzo del 43 non ci sono i tedeschi, non ci sono SS, per cui insomma Cesco Chinello aveva concluso questi operai, benché si debba loro rispetto, riconoscenza, perché poi erano diventati insomma negli anni del dopoguerra anche insomma dei operai importanti anche dal punto di vista sindacale. Ciò nonostante, insomma, ecco, dobbiamo concludere che forse confondono gli scioperi del marzo 43 con quelli del marzo 44, che in effetti ci furono, e furono seguiti poi quelli da quelli del 1° maggio del 44, laddove c'è un comitato di agitazione che riesce a coalizzare appunto gli operai intorno a parole d'ordine, quali ad esempio nessuna macchina, nessun uomo in Germania, perché nel frattempo ovviamente c'è stata la precettazione degli operai per l'impiego appunto nel Reich, anche se è una precettazione, come dire, misurata e calcolata, nel senso che vengono inviati solo operai qualificati, quindi non c'è, come taluni giornali scrissero all'epoca, non ci furono retate e invagonamenti, uso il linguaggio appunto di questi giornali, di operai che vennero mandati in Germania, quindi vennero selezionati quelli della classe 11, 1911-1914, però ripeto qualificati, perché ai tedeschi importano i meccanici, importano gli operai qualificati, non certo contadini che come dire sono entrati in fabbrica ma continuano poi per lo più a sentirsi contadini e non operai. E con questo vengo appunto a delle osservazioni sul perché non ci furono gli scioperi nel marzo del 43, cioè qual è la classe operaia, anzi questo è un termine improprio, chi sono i lavoratori di Porto Marghera in quel momento, cioè nel 1943. Allora, numericamente sappiamo che sono oltre 21.000, ma sono molti contadini che vengono appunto dall'entroterra, donne, bambini, soprattutto in stabilimenti come le Leghe Leggere, che sono stabilimenti, che è uno stabilimento che produce appunto lamiere di alluminio che servono per gli aerei, lo stesso appunto alla Sava. Quindi una classe operaia riottosa, se vogliamo, alla disciplina della fabbrica. Moltissime, io ricordo appunto e cito qui un bellissimo lavoro fatto da Bruna Bianchi a suo tempo, quindi nel 1985, proprio spulciando i registri delle fabbriche di Porto Marghera, e lavoro che mette in evidenza appunto come tantissime siano le punizioni, le ammende che vengono comminate appunto a danno di questi operai, che vengono trovati molto spesso a dormire dentro gli armadi perché magari hanno lavorato nei campi, operai che poi arrivano a Porto Marghera, si fermano 2 giorni, poi se ne tornano in campagna, quindi una classe operaia continua
a usare questo termine, mobile, estremamente mobile, quindi che va e che viene anche spostata da uno stabilimento all'altro, perché così fa comodo ai sindacati fascisti, agli stessi industriali che possono appunto come dire, coprire buchi, no? Spostando questi operai e queste operaie e questi ragazzi soprattutto da uno stabilimento all'altro. Una classe quindi operaia che non è organizzata chiaramente, ma che non ha neanche un punto di riferimento, no? Proprio perché manca, ad esempio, quel comitato di agitazione che verrà promosso dal Partito Comunista e che troveremo soltanto all'inizio, nei primi mesi del 44, ma nel 43 appunto non ci sono, insomma, i comitati di agitazione. E un'altra probabilmente motivazione per cui questi non scioperano è il fatto che moltissimi sono già in Germania a seguito degli accordi interstatali tra Italia e Germania del 1938. Ad esempio nel 1940, secondo uno studio di Giuseppe Tattara, noi abbiamo in Germania 2000 operai qualificati veneziani, più tantissimi braccianti, lavoratori insomma della terra, che in quel momento, cioè marzo 43, continuano a mandare le rimesse dalla Germania. Quindi in qualche modo, anche se la situazione, diciamo, economica, il caro vita, no? Continua ad alzarsi, insomma c'è una compensazione che arriva appunto attraverso le rimesse dalla Germania e che può quindi fungere forse, no? Da deterrente rispetto appunto a manifestazioni di protesta quale lo sciopero. Diversamente accade invece nel dicembre del 43. Qui abbiamo intanto una situazione appunto che va peggiorando sia dal punto di vista alimentare ma anche dal punto di vista industriale, perché comincia a mancare la materia prima, ad esempio. Quindi la bauxite che arriva proprio dalla Germania e che serve appunto per la produzione dell'alluminio, comincia a mancare anche il carbone che serve invece alla vetrocoque per creare il vetro, diciamo, che viene montato sugli aerei. Ci sono appunto i bombardamenti, quelli come quelli del 42 che ricordava appunto poc'anzi il professor Della Valle, e poi ci sono soprattutto i tedeschi che richiedono manodopera, non tanto inizialmente da mandare in Germania, ma da usarsi in loco per attività varie, per allestire aeroporti, quindi molta manodopera viene richiesta ad esempio dalla Luftwaffe, e molta dalla TOD, e ancora ad esempio dalla Junghans, che è una fabbrica che sta alla Giudecca, è una fabbrica però tedesca, che inizialmente produceva orologi e strumenti di precisione e che poi è stata convertita nella produzione di spolette per bombe. Ci sono quindi licenziamenti, ad esempio, proprio per liberare forza lavoro che deve essere assunta tramite ovviamente accordi con le autorità tedesche, dai tedeschi stessi, che nel novembre, tra l'altro, hanno anche avvocato a sé, diciamo, la gestione della Breda, quindi di una fabbrica, insomma, di costruzioni navali. E proprio a dicembre si ha questo episodio, questo sabotaggio, con il quale appunto viene affondata nel bacino di carenaggio una corvetta tedesca, quindi una prima manifestazione, diciamo,
così di dissenso nei confronti dell'occupazione tedesca, ma anche nei confronti ovviamente del fascismo, del fascismo repubblicano in questo caso. La cosa da notare anche è che finalmente il 1° settembre esce Il Lavoratore, che è l'organo delle federazioni venete del Partito Comunista, mentre il 1° ottobre compare l'Unità. Prima non abbiamo neanche questi giornali che possano in qualche modo veicolare, insomma, notizie almeno provenienti da altre zone. E abbiamo quindi nel dicembre, il 4 dicembre, questo primo sciopero. Anche qui non tutti gli stabilimenti scioperano come si dice, contemporaneamente, ma prima uno, poi l'altro. Le rivendicazioni sono diverse. Qualcuno appunto vuole l'aumento di stipendio, l'aumento del salario del 45%. Altri invece chiedono l'allontanamento di un capetto, no? Fascista, troppo controllore, troppo come dire, aguzzino, questo è il termine che usano. E per la prima volta appunto abbiamo notizia di queste manifestazioni, di questi scioperi, sia sui giornali ma soprattutto nelle relazioni del questore e del capo della provincia, cioè del prefetto. Il questore, ad esempio, il 20 dicembre parla di una sospensione del lavoro negli stabilimenti di Marghera e nei cantieri navali della Giudecca per motivi economici. Quindi sottolineano tutti, anche i tedeschi, come dirò poi, il fatto che appunto alla base di questi scioperi ci siano esclusivamente motivi economici e che questi scioperi si sono conclusi con il fermo di qualche elemento più acceso, cito, e conclude il questore che comunque l'avvertenza è stata sollecitatamente risolta e non ha avuto riflessi sull'ordine pubblico. Poi dirò come è stata risolta. Tuttavia il questore in una seconda relazione rileva come permanga il disagio di operai impiegati per via del rincaro dei generi alimentari e dell'occultamento di alcuni generi poi venduti a prezzi elevati. Quindi anche qui insomma, la questione appunto dei prezzi e del mercato nero diventa importante. Il capo della provincia a sua volta sottolinea come la propaganda sovversiva, quindi vuol dire che c'è, che si avvale di tutti i mezzi per far leva sulla situazione di disagio dovuta all'aumento del costo della vita, funzioni in qualche modo, no? Quindi afferma che le astensioni dal lavoro sono da riconnettersi in parte a tale propaganda. Comunque conclude, ed è vero, che il 10 dicembre si pone fine all'accordo, si pone fine, scusate, alle sospensioni del lavoro tramite un accordo. Che cosa prevede questo accordo? Che già comunque era intervenuto tra i sindacati fascisti e gli industriali di Porto Marghera già nel novembre del 43. Un aumento di salario del 30%, che però non basta, sottolineeranno appunto i tedeschi, non basta a colmare come dire, a venire incontro insomma all'inflazione. Quindi quelle 7 lire in più date all'operaio, quelle 10 date all'impiegato, quelle 2-3 alle donne, alle operaie donne, non sono sufficienti. Che cosa dicono documenti che non sono stati mai visti i tedeschi? Cioè mi riferisco alle relazioni della Militär Kommandatur di Padova, che ha giurisdizione anche su Vicenza, su Rovigo e su Venezia. Che cosa dicono sugli scioperi del 43, del dicembre del 43?
Beh, dicono che intanto che l'aumento del salario, appunto, del 30% non compensa l'aumento dell'inflazione. Anzi, dice che l'insoddisfazione delle maestranze continua a covare sotto la cenere e che si dovrà ben presto fare i conti con uno sciopero generale delle industrie riunite a Mestre. Quindi, come dire, si accorgono, capiscono, sentono insomma che il disagio è talmente grande, ma anche che questi scioperi non sono, per quanto anche spontanei siano stati, sono però più organizzati, più articolati di quanto si pensasse. E il 9 e l'11 dicembre invitano il ministro del lavoro italiano della RSI, ex colonnello oramai Pietro Gai, a una riunione nella quale insistono sul fatto che non si deve aumentare i salari, ma si deve agire sul fronte dei prezzi, per far sì che con il suo salario, sto traducendo, il lavoratore possa comprare il necessario per vivere. Quindi solo in questo modo, cioè agendo sui prezzi, dicono i tedeschi, si può arrivare a quella che chiamano Arbeitsfrieden, cioè pace nel mondo del lavoro. E insistono anch'essi, anche i tedeschi intendo dire, che non ci sono motivazioni politiche per questa ondata di scioperi e che è importante garantire la continuità della produzione e quindi migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, però, ripeto, agendo sui prezzi. Come mai questa posizione dei tedeschi, che poi avrà un seguito, no? Ad esempio nel marzo del 44 ci sarà un aumento della razione giornaliera di pane a 200 grammi e a 3 chili quella mensile di pasta. Strombazzata questa disposizione dalla RSI, come appunto intanto concordata con i tedeschi, ma soprattutto come dimostrazione che non è vero che nell'Italia repubblicana si muore di fame e che i germanici requisiscono le derrate alimentari. In realtà appunto i tedeschi avevano insistito dicendo appunto ai sindacati e allo stesso ministro del lavoro che si doveva assicurare generi alimentari a prezzo contenuto e in quantità sufficiente, e quindi insomma li avevano in qualche modo spinti quantomeno ad aumentare la razione giornaliera, ripeto, di pane e di farina. Ma ecco, mi sono chiesta perché non approvano l'aumento del salario. Non solo perché ovviamente poi insomma si crea, no, una spirale per cui poi aumentano i prezzi, e se aumenta il salario nessuno ne viene fuori, ma secondo me sono due i motivi di fondo. Il primo è che siccome dicono nelle relazioni, quella ad esempio del 15 dicembre, dal 15 dicembre al 15 gennaio 44, si dice: la popolazione non ha fiducia nei fascisti e si rivolge sempre di più per consigli e desideri all'amministrazione militare tedesca. Mentre prima, nella relazione dal 15 al 14 di novembre e 14 dicembre, si legge: grossa parte delle maestranze preferiscono lavorare per i tedeschi perché possono contare su salari adeguati e giusti. Allora, se questo è vero, io credo che i salari italiani per i tedeschi non dovevano superare quelli loro, perché in questo modo potevano attirare, come di fatto succede, manodopera per la TOD, per la Luftwaffe, e ad esempio nel già settembre del 44, quando si daranno inizio ai lavori di fortificazione e di protezione della costa in previsione dell'avanzata degli alleati,
saranno 20.000 i veneziani che volontariamente vanno a lavorare per la Tod, perché la Tod paga bene. Allora, di fronte a questa necessità di manodopera, ripeto, non tanto ancora da inviare in Germania, ma per usare, perché sia usata in loco, ecco, i salari tedeschi devono essere ancora competitivi, e questo forse può essere una motivazione. E l'altra motivazione è che se io aumento il costo del lavoro, aumento anche poi il costo di produzione. E siccome appunto quello che si produce a Porto Marghera va in Germania, viene comprato in Germania, la Germania non può pagare, insomma, questi aumenti salariali attraverso appunto l'aumento dei costi di produzione degli aerei, dei pezzi di aerei, eccetera, che vengono appunto comprati dalla Germania. Quindi tutto questo comunque crea quella che io ho chiamato in un'altra occasione conflittualità diffusa, perché da un lato c'è la conflittualità tra sindacati fascisti e industriali, dall'altro lato c'è una conflittualità tra classe operaia, sindacati fascisti che tra l'altro negli scioperi del dicembre vengono presi a sassate e fatti correre fuori dalla fabbrica. Dall'altra parte c'è una conflittualità anche tra appunto tedeschi, insomma, e industriali, e molto spesso i tedeschi intervengono a difesa degli operai, ad esempio, perché per loro la produzione fino a un certo punto deve continuare, poi ovviamente interverranno i bombardamenti. Noi sappiamo che verso la fine del 1944 solo il 25% delle aziende di Porto Marghera continua a lavorare, e addirittura abbassano il cottimo, chiederanno poi incentivi quando gli operai appunto saranno diminuiti, perché molti fuggiranno, e saranno anche quelli appunto che chiuderanno un occhio se gli operai licenziati continueranno a rimanere in fabbrica per continuare in qualche modo, insomma, a sopravvivere. Quindi una conflittualità ovviamente per motivi diversi, per esigenze diverse, che nel dicembre del 43 comunque si manifesta in questi primi scioperi, che sono, ecco qui la questione politici economici, se voglio dire, al di là di quello che si legge nelle relazioni, e cioè il fatto che siano eminentemente economici, esclude che siano anche politici. Io a questo punto direi che se noi consideriamo lo sciopero, che come diceva il professor Della Valle è in questo momento una pratica di cui si è persa la memoria, soltanto lo sciopero una manifestazione appunto politica, forse no, in questo senso, ecco. Però voglio dire, ci sono altre forme di dissenso, di dichiarazione di dissenso, che dovrebbero però essere indagate non nelle forme appunto che conosciamo, lo sciopero eccetera, ma dentro quella cultura popolare che in qualche modo insomma ha sempre dimostrato nel Veneto appunto motivi di dissenso non così plateali, non così dichiarati, ma che comunque ci sono, insomma, no? Anche le stesse donne, insomma, manifestando nei campielli, in qualche modo manifestano una forma di dissenso, una forma di disagio che diventa anche una forma di dissenso. Certo è che, appunto, come anticipavo, scioperi più consistenti
più articolati, più diretti, se vogliamo, più organizzati anche a tavolino, saranno invece quelli del marzo del 44, 7-8 marzo del 44, e soprattutto quelli dell'1-8 maggio, sempre del 44. Però le condizioni appunto sono diverse, quindi abbiamo un comitato di agitazione, abbiamo l'unità, abbiamo un volantinaggio molto più consistente, abbiamo una situazione molto diversa anche rispetto appunto alla repressione dei primi movimenti, diciamo, di prime espressioni di resistenza appunto partigiana, e soprattutto a fronte dell'invio coatto, no, dei lavoratori appunto in Germania.